Questo è il primo forum internazionale della decorazione e approfittiamo di essere qua a Marrakech per vedere, guardare e toccare con mano un prodotto tanto conosciuto, tanto nominato, che si chiama Tedlek. Tedlek in marocchino significa, tradotto letteralmente in italiano, massaggio, perché si fa con una pietra, poi lo vedremo. Però si comincia la lavorazione sciogliendo una pietra che si chiama girs in acqua, per 2 giorni deve stare lì. Facci vedere, Aziz, la pietra. Questa pietra probabilmente è calce, e la mettono in acqua e lasciano maturare per 3 giorni. In questo modo viene preparato il prodotto. Poi viene mescolato rigorosamente a mano con quegli ossidi naturali. Per questo certamente è un prodotto assolutamente naturale. Poi viene applicato con questa incredibile manualità che cercheremo di documentare. Si chiama massaggio proprio perché c'è una lavorazione continuata per poter tirare il muro liscio. Si parte da un muro assolutamente grezzo e poi dopo viene finito così. Qui è considerato un lavoro da muratori, non da decoratore. Questo è lo strumento che si usa per lucidare il Tedlek, che vi ricordo significa massaggio. È una pietra di fiume liscia che si stroffina sul prodotto come a massaggiarlo. Un grandissimo strumento eccezionale usato nell'antichità e loro continuano con questa tradizione. Niente spatole, spatoline, spatolone, un sasso. Vai. A questo punto il prodotto è finito, il lavoro è terminato, possiamo toccare tranquillamente, è liscio, ci sono le originali macchiature, ma naturalmente è bagnato. Ci vorranno almeno 2 giorni per farlo asciugare completamente. A quel punto possiamo sicuramente andare con le finiture, perché così il prodotto non è ancora chiuso, cioè è talmente assorbente che si sporcherebbe subito e in più tende a cavillare, perché non avendo nessun tipo di resina al suo interno farebbe delle cavillature. Con il sapone che viene messo dopo si risolve questo problema e si dà una sorta di lavabilità al prodotto, sempre naturale. Adesso andiamo a mettere la finitura, quindi questo è il famoso sapone che viene usato per i massaggi, quindi per la hammam. Lui adesso prende un pezzo di questo sapone e lo mescola con l'acqua e ottiene il semilavorato. La miscelatura è tutta automatica naturalmente, con grandi macchinari. Allora adesso con questo miscuglio di acqua e sapone andiamo a lavare il prodotto. Come vedete vengono fuori tutte le crepe del muro e dimostra che questo prodotto, essendo così naturale, tende a crepare. Ma quando avrà finito di massaggiarlo con il sasso, queste crepe spariranno miracolosamente.
Abbiamo finito, penso che abbiamo imparato delle cose, potete sicuramente usarle a casa vostra con i vostri prodotti, con i nostri prodotti, con spatole. Se qualcuno di voi si può portare a casa un sasso o un po' di sapone da provare in qualche modo, ma quello che conta è aver visto che esistono tecnologie alternative molto semplici per raggiungere dei risultati decorativi molto belli. A questo punto un bel ringraziamento al nostro artista, grazie.